punto. Sì. Lega, che cosa vi sentite di dire? Ringrazio innanzitutto l'onorevole per l'introduzione, diceva L'endorsement, aiuto come si dice. assolutamente sì. Beh, io ripeto, grande rispetto per i numeri, per l'economista, perché 2 più 2 fa 4 e quindi non è ovviamente opinabile. Ma quello che dicevo, e quindi parlando concretamente del punto, quando si dice pagare meno tasse, si mette in condizione anche l'imprenditore di avere maggiori risorse per anche nuove assunzioni e quindi si lega un pochino e va a braccetto con il problema, quindi legge Fornero e quant'altro, e vi dico perché. Quando si dice che si vuole mantenere, quindi introdurre i bond per salvaguardare la spesa pubblica, c'è un fondo di verità, ovvero che la spesa pubblica purtroppo, ahimè, va mantenuta alta perché purtroppo bisogna intervenire invece sulla burocrazia. Lo sto vivendo in prima persona. Quello che chiedevano loro, la semplificazione un po'. Assolutamente, in prima persona la sto vivendo nel mio piccolo comune. Lavoriamo ore e ore, gli uffici sono imballati anche per una semplice determina, che sono pacchi di fogli così solo per liquidare anche fatture da 15-20 euro, mi può correggere anche il collega di Noventa Padovana. Quindi davvero la burocrazia è il primo ostacolo dove si deve intervenire. Per quanto riguarda il pagamento delle minori tasse, lo diceva sempre il collega prima, che tutti, quindi la flat tax per tutti, è per dire sì, tutti quanti al 15, ma tutti, anche quelli che arriveranno, anche quindi gli imprenditori futuri che magari quando vanno a farsi, quelli le piccole e medie imprese o le start-up, quando vanno a farsi i business plan dai commercialisti partono già demotivati. Ecco, in questo modo c'è anche un rilancio e una motivazione. Finisco e concludo tornando un pochino sulla questione della legge Fornero, ma perché non tanto con la questione della clava va cancellata tutta, per riuscire, perché i nostri giovani non la vedranno mai la pensione, ma perché non la vedranno mai la pensione? Perché iniziano a lavorare molto tardi. E come fare per farli iniziare molto presto? Invece liberando ovviamente dei posti e quindi mandandoli prima in pensione queste persone che si sono meritate la pensione. Una tra queste è mio padre, che recentemente è andato in pensione e sono contento per lui perché se l'è meritata con 42 anni, 10 mesi di lavoro, ha lasciato spazio finalmente a una risorsa nuova, fresca e magari con meno esperienza, questo è certo, ma poco ma sicuro, però se non crediamo nei nostri giovani, ragazzi, io mi ritengo ancora uno di tali, quindi davvero dobbiamo liberare qualche posto per raccoglierne qualcun altro. Voi che posizione, proprio se ne diceva un po' prima fuori onda, che posizione state valutando di assumere davanti a queste situazioni che andranno poi a maturarsi qualcosa di concreto? Avete cioè una strategia di un certo tipo oppure una valutazione passo dopo passo, un po' come quello che diceva anche Forza Italia, noi di volta in volta valuteremo? Che questo tanto si sono chiesti tanto. Il Partito Democratico è di tutta evidenza che è e deve stare all'opposizione. Ma non uniti o vi trovate un po'... mi auguro il più possibile uniti, ci mancherebbe, se non riusciamo ad unirci stando all'opposizione è dura poi pensare che dovremo ritornare a governare facendo le proposte che siano quindi che raccolgono il consenso. Quindi vi sta bene la situazione dell'opposizione quando si era palesato di un ripescare, un apparentamento, un qualcosa che vi rimetteva... Voi c'è di tutta evidenza che in questi 60 giorni è successo tutto il contrario di tutto, nel senso che una forza politica antisistema che è il Movimento 5 Stelle, che dichiaratamente si era posta come l'alternativa a tutto e a tutto il sistema, invece poi è di tutta evidenza che deve confrontarsi con il sistema parlamentare, ad esempio, di cui facciamo parte. Cioè qua io lo dico da tempo e so che questo suscita poco consenso in termini anche qua mediatici, ma bisogna tornare a fare anche un po' di educazione civica. Negli ultimi anni ci siamo riempiti tutti la bocca nel dire che il candidato premier doveva fare il Presidente del Consiglio, quando non è scritto da nessuna parte, perché il nostro sistema è un sistema parlamentare, è il Presidente della Repubblica che dà l'incarico a qualcuno. Anche oggi, anche in questi giorni, arriverà qualcuno che proporrà, abbiamo trovato la quadra tra due forze politiche, Movimento 5 Stelle, Lega, non più Lega Nord, e dirà
il mio premier indicato è questo, ma deve avere l'avallo del Presidente della Repubblica. Questo perché lo dico? Lo dico perché se torniamo con una visione che è invece proporzionale e non più così come era invalsa, maggioritaria, dato anche dal tentativo delle leggi elettorali, che io non disconosco, anzi io dico che dovremo arrivare lì. Cioè io spero che ad esempio uno dei primi provvedimenti che vengono fatti dal nuovo governo, qualunque esso sia, è quello di, e lo dico, gioco forza pensando che abbiamo fatto grossi errori, è quello di cambiare la legge elettorale. E l'ideale che io da tempo, al di là che lo dicesse anche come dire, uno dei maggiori proponenti del mio partito, che è Matteo Renzi, io vedo come una sintesi di questi anni politici in Italia, tra l'altro secondo me nemmeno voluta, la legge elettorale sopra i 15.000 abitanti dei comuni. Perché lì si mettono assieme tre cose fondamentali. La rappresentatività data dalle preferenze a chi è candidato, il voto indicato a un candidato vero, che a quel punto diventa il sindaco e vai a tirargli la giacchetta, così come il collega qua di fianco, e però ha anche la possibilità di governare perché gli hai dato un premio di maggioranza. Se si riuscisse a trovare questa sintesi, che so che è difficile, perché ci sono due rami del Parlamento, il fatto che non sia passata la riforma costituzionale presuppone che ci possa essere un voto diverso tra un ramo e l'altro, quindi con maggioranze diverse, secondo me superabile perché non sono le leggi del Monte Sinai, quindi tutto per antonomasia è superabile. Se arrivassimo lì non ci troveremmo più nelle sabbie mobili di uno Stato che non riesce mai ad avere una guida precisa e che è continuamente in campagna elettorale. E proprio perché è continuamente in campagna elettorale non riesce a fare quello che il Presidente della Confapi chiedeva, cioè la schiena dritta nel proporre cose e portarle avanti. D'accordo. No, beh, sì, su questo punto ovviamente l'esperienza in prima linea anche sul campo, io in seconda battuta, ma perché sono di recente nomina, ma in particolare del sindaco Bisato, che è anche di un comune più grande di quello di Arzergrande, ovviamente fa e porta esperienza e quindi sono condivisibili le sue idee assolutamente. Mettere mano anche quindi come elemento prioritario questo. Sì, sì. Onorevole Bondo, lei stava ma io non sono d'accordo sulla legge a doppio turno. Si scontra intanto con un problema che abbiamo due rami del Parlamento, uno al Senato, lo diceva anche Bisato adesso, e uno alla Camera. E rischiamo effettivamente di trovarci con due maggioranze diverse e quindi con i provvedimenti che partono dalla Camera e si incagliano al Senato. Era valido quel ragionamento lì se passava il 4 dicembre del 2016, mi pare, il referendum, quello sulla riforma costituzionale. Allora sì, perché allora si eliminava il Senato e in qualche maniera c'era un unico Parlamento, un'unica Camera, e sull'unica Camera il doppio turno ci sta tutto perché dà il risultato. Con due Camere il doppio turno veramente rischia di diventare un qualcosa di difficile, anche perché non abbiamo le leggi poi che ci permettono di differenziare i voti come succede in America, di differenziare i voti di maggioranza in base alla qualità del voto, alla rappresentanza, al peso del voto e anche praticamente alla qualità del provvedimento da approvare. Il tema però della legge elettorale sicuramente si porrà e dovrà essere preso in carico, però noi adesso, anzi loro, però tutti quanti noi dovremmo in qualche maniera, probabilmente noi con un voto di estensione, fare massa assieme e lavorare per fare un governo e per fare dei provvedimenti che siano anche approvabili velocemente. Mi viene in mente una cosa, la butto lì perché è una provocazione, ma è una provocazione positiva. 22 ottobre del 2017 si approva il referendum sull'autonomia del Veneto e anche della provincia di Belluno, terra di cui sono nato, ma poi sono candidato in provincia di Treviso e anche in provincia di Belluno. Ma al di là di questo,
questo è un tema importante, è un tema che noi abbiamo voluto porre anche nell'ultimo riunione di gruppo con tutti i parlamentari e senatori, perché anche altre regioni devono porsi questo tema. Che reazione c'è stata? È una reazione eccezionalmente d'accordo. Cioè, se supponiamo il Movimento 5 Stelle e la Lega portano uno dei primi provvedimenti alla Camera, nelle commissioni e poi praticamente in approvazione nei rami del Parlamento di questo tipo, probabilmente raccoglierebbero già una larga maggioranza su questi temi, che poi è un'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione, perché poi è un cambiamento di spesa tra costi standard e spesa storica, una serie di cose. Però questo è un tema che ci cambierebbe la vita anche a noi, carissima conduttrice, perché alla fine avremo effettivamente più risorse a disposizione come regione anche virtuosa, come siamo del resto, e come anche praticamente capacità di spendere i soldi in termini. Poi si porrà e si deve porre anche tutto un ragionamento di regionalismo, perché se noi approviamo quel tipo di ragionamento lì dobbiamo capire cosa ne sarà di tutti gli enti locali. Il mio sogno, guardi, poi mi finisco e taccio, è di avere degli enti locali, dei comuni che abbiano una grossa autonomia, sappiano nella prospettiva di 1 anno, di 2 anni la loro programmazione finanziaria e poi di avere una grossa autonomia, perché io sono dell'avviso che più ci sono le decisioni vicine al territorio, vicine ai cittadini, e più sono precise e meno sì, però questi ragionamenti che sono correttissimi, e meno porcherie ci sono. Certo, dove c'è onestà, dove invece di trasporti in un'altra realtà, dove ci sono connivenze di vario genere, interessi che abbiamo visto purtroppo emergono, tutto salta il gioco, i cittadini... Al sud noi a sud diciamo più Stato e meno autonomia, a sud. Sì, infatti. Ecco, l'analisi è proprio questa, un po' per tirare le somme, poi do la parola anche Abitato che ha fatto un'osservazione. Un'Italia a 2 velocità, perché è palese, vabbè, i dati, al di là dei dati degli industriali, di Confapi che dir si voglia, è così. Il fatto stesso poi di lavorare su una maggior autonomia, su maggiori risorse, è comunque un'Italia, sono 2 Italie, non c'è poco da fare. E invece con un governo unico, perché di fatto questa è la situazione. Come ci pone? È una situazione difficile perché sono esigenze diverse e tra l'altro le 2 anime politiche sono frutto di un sentimento diverso, di promesse anche diverse. Il discorso è che noi tutti quanti assieme rispondiamo all'Unione Europea però. Esatto, per quanto noi virtuosi del Veneto, ammesso che noi si sia dei virtuosi, noi rispondiamo esattamente come la Lombardia, come l'Emilia Romagna o altre regioni nei confronti dell'Unione Europea. Io volevo solo sottolineare un aspetto che mi è piaciuto molto, però non è così reale, nel senso non è che ad ogni persona che vada in pensione ne subentri una giovane, per un motivo molto semplice, perché le aziende hanno cambiato struttura. Ormai le aziende si sono terziarizzate, si sono tradotte in un network di società di servizi e intendiamoci, è un errore, perché di qui a 100 km, cioè andando in Svizzera, stanno facendo tutte le aziende espressione delle Swiss Made, quindi parliamo alta orologeria, calzaturiero, tessile, abbigliamento finanziario, PMI italiane andate là, stanno facendo il processo esattamente inverso. Visto e considerato che ormai qualsiasi azienda vende per 12 mesi all'anno, non è che ci siano solo le stagioni e poi produce e vende, ma siccome è globale, quando qui è estate di là inverno e viceversa, per cui si vende tutto l'anno. Allora lo stanno facendo un processo inverso, piuttosto di avere rapporti con 10, 5 o 25 laboratori esterni che mi fanno una parte del prodotto, li metto tutti quanti dentro e riesco ad organizzare la produzione in modo che questa riesca a rispondermi alle esigenze di mercati completamente diversi come stagionalità e di conseguenza ottimizzo la produzione. Per cui il fatto che una persona di buon livello esca non è automatico il fatto che ne subentri un'Italia. Era per portare l'esempio. Ma sì, no, ma sono d'accordo, il ragionamento non fa una piega, però la realtà economica è un po' diversa. Per quanto riguarda il discorso della politica fiscale, il primo parametro che gli investitori esteri fanno è la politica fiscale e soprattutto la certezza della politica fiscale. Nel lungo periodo. Se io faccio un programma di investimenti, io devo sapere che tra 5 anni pagherò quella cifra. Non dimentichiamoci che noi abbiamo introdotto la retroattività fiscale, un abominio del governo Prodi con Visco. Cioè questo è un abominio, la retroattività fiscale di determinate leggi. Cioè, quando lo racconti in giro, la gente ti guarda che magari abitano all'estero e dicono ma siete impazziti? Questa è la realtà.
Questo cosa vuol dire? Non che la flat tax non sia in prospettiva una cosa giusta, però io ho scritto e continuo a dire che è l'unica cosa possibile. Noi possiamo probabilmente, e ripeto probabilmente, ridurre piano piano, anno dopo anno, la progressività e le aliquote, finanziandole come? Da una parte con un minimo di spending review e dall'altra con gli introiti dell'evasione fiscale, che non devono neanche passare per Roma, ma devono andare non nella spesa, ma solo per ridurre. Solo così riusciremo in qualche modo a ridurre realmente, senza ricorrere a mini bond, mini bot, circolazione parallela, che sono delle stupidaggini che secondo me, quando io le leggo, mi sento in imbarazzo per chi le propone. Chiarissimo. Doveva dire qualcosa, segretario? Che su questo passaggio mi ritrovo. Si ritrova. Sì. Io volevo un attimino semplificare e confermare quanto detto dall'economista. Ci sono i fondi, gli investitori esteri che chiedono puntualmente che il preventivo coincida con il consuntivo. Cosa vuol dire? Che se Filippo, quanti soldi hai bisogno per gestire quella cosa? 100, benissimo, tu chiedimene 100, io so che su quei 100 non posso fare affidamento perché li dedico a quell'azienda. Non devono essere 101, ma non devono essere 99, perché se tu me ne hai chiesti 99, cioè me ne hai chiesti 100, io avrei potuto risparmiarne uno. Quindi ormai si va sulla sicurezza e anche a lungo termine il preventivo deve coincidere maggiormente il più possibile effettivamente al consuntivo, e quindi mi ritrovo perfettamente con quanto dice l'economista. Battuta di chiusura. Mi pare che il governo sia già nato e quindi... Starete un po' a vedere. Buon lavoro. No, mi pare che il governo sia già nato buon lavoro. E sarebbe meglio che prendiamo l'economista Pontelli, lo mettiamo come minimo sottosegretario perché ha le idee chiare, ma al di là di questo la società civile ha le idee chiare. Le ha le idee chiare. Questo è il discorso, la società civile ha le idee chiare. Sì. Bisogna trasformarle in fatti concreti. Perché le dico questo, ed è brutto che un politico dica società civile ha le idee chiare. Mi sono accorto che ha le idee chiare sul tema delle banche, delle sofferenze bancarie e di tutto quello che ci sta dietro. Lì ho capito, parlando, soprattutto facendo diversi incontri prima della campagna elettorale, ma adesso soprattutto, che molte volte si vive un mondo che è completamente diverso dalla società civile. Lo si vive all'interno di Montecitorio, del Quirinale, dei palazzi di potere, lo si vive anche e soprattutto, e purtroppo dico io, nelle segreterie di partito, che ricordo con questa legge elettorale sono i veri centri di potere. Infatti. Beh, che non è solo il PD, perché è stata una legge elettorale fatta assieme ad esempio con la Lega, quindi andava benissimo, perché in quel momento si voleva monopolizzare il voto che era già su una falsariga. Quindi il vero dato che possiamo desumere noi, almeno che stiamo da questa parte del lato dello studio, è che dovremmo metterci sempre quel senso di responsabilità che invece io non ravvedo nell'ultima campagna elettorale, che è stata lanciata nell'iperuranio sparando il 1000% in più di quello che in realtà il nostro Stato poteva gestire. Dai. Ma come dire, è il gioco delle parti, sì. È il gioco delle parti, lo riconosco. Sì. Non so, cioè la società civile è vero, è pronta a ragionare, però non riesce spesso, e non gliene faccio una colpa, cioè è colpa nostra, come dire, introduciamo tanti e tali ragionamenti quando fa comodo introdurli e poi di lì a 6 mesi li abbiamo già cambiati. Potremmo iniziare a parlare se era giusto togliere la provincia, se i centri erano le regioni, se i comuni. Mi aveva fatto chiudere, giustamente, perché sono contento quando parli, però la realtà è che tu lo vedi nei provvedimenti concreti della società civile. E ti ho portato l'esempio delle sofferenze bancarie, quando basterebbe un po' di buonsenso, correggimi economista Pontelli, basterebbe un po' di buonsenso da parte degli istituti di credito e del sistema di vigilanza per dire non fallisci, ti salvo, ti guido e ti porto fuori. Basterebbe un decreto legge che impedisse l'iscrizione alla centrale di rischi di chi ha subito il finanziamento baciato, perché questa persona qua, questa impresa qua non riuscisse in questo modo ad arrivare ad un'altra forma di... Benissimo, ma allora se fosse questo, la responsabilità dovrebbe portarci a dire che non è che il salvataggio delle banche venete è colpa di Matteo Renzi. Ma per l'opinione pubblica è stato detto questo, perché questo materializzava voti.
Casomai l'hanno detto solo per Banca Etruria. Questo materializzava voti dire che l'immigrazione era da schiacciare sul tema dell'accoglienza dei migranti. Però secondo me questa semplificazione ha portato voti che non sono la realtà. Posso dirlo? Non sono la realtà. Posso dire che il decreto di trasformazione di queste banche in banche per azioni l'ha fatta Renzi ed è stato il momento in cui il sistema è crollato, perché tutto si è accelerato e tutto è venuto giù. Ma come si fa a dire che una cosa che praticamente era già un dato di fatto, le nostre banche erano strapieni di NPL. Sì, vai a vedere la Germania cosa ha fatto. Siamo in chiusura. Si sono salvate prima le casse di risparmio e poi hanno fatto la modifica. Approfondiremo il tema banche in un'altra sede, magari sempre con le vostre presenze che hanno approfondito anche il tema. Io vi ringrazio di essere stato qui con noi, grazie ai nostri interlocutori, buon lavoro, a questo punto ce n'è per ognuno naturalmente, grazie per averci seguito. Allora andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità restate con noi, abbiamo la parentesi dedicata alla finanza e bisogna analizzare anche questa con il nostro esperto, quindi continuiamo ancora insieme. Grazie, buon proseguimento.